Poi siamo qui per il secondo anno consecutivo alla BIT, siamo ospite della Regione Veneto, alla quale va naturalmente il nostro più sincero ringraziamento. Questo pomeriggio, nel corso di una conferenza, vi spiegheremo esattamente per quale ragione l'associazione ha deciso di fare un passo in più, un'attività di tipo B2B. Le ville venete sono un immenso patrimonio culturale, sono un fenomeno che vive adesso tutti i giorni e sono un fenomeno per il quale abbiamo la responsabilità di creare un futuro. Credo ci sia tutto un mondo da valorizzare e da monetizzare, da tradurre in economia. È sicuramente un'occasione importantissima per aumentare la consapevolezza nazionale e speriamo anche internazionale dell'esistenza delle ville venete e del mondo economico che gira intorno ad esse. È stata da subito una sintonia incredibile, perché abbiamo capito che quello che volevano l'Associazione Ville Venete e quello che volevamo noi era la stessa cosa, quindi valorizzare il territorio, far sì che i nostri clienti e chi visitasse le ville provasse qualcosa di speciale e unico. Non si limita a essere un censimento sullo stato attuale di conservazione delle ville, ma quello che faremo e abbiamo l'ambizione di fare è quello di calcolare il PIL abilitato dalle ville venete. Dunque noi siamo pronti a presentare il risultato di questa nostra ricerca il 28 di aprile, siete tutti calorosamente invitati, presso il Castello di San Salvatore e in tale occasione vi aspettiamo numerosi.